Grazie Presidente, grazie Commissaria per il lavoro svolto sin qui. La campagna di vaccinazione è oggi lo strumento principale per riportarci verso una vita più normale, simile a quella pre-pandemia. È fondamentale per salvare vite, per dare respiro agli europei stretti in una crisi economica sempre più preoccupante. Bene l'Europa, sono fiera di questa Europa che ha deciso di coordinare gli sforzi, di essere unita con gli acquisti accentrati, con le risorse per la ricerca scientifica, e il Parlamento e la Commissione dovranno essere pronti a vigilare affinché non ci siano scorciatoie di Paesi membri tentati da soluzioni unilaterali per avere più dosi di quanto assegnato. La mia domanda si lega al problema avuto dal mio Paese, l'Italia, ma non solo, dove la Pfizer ha unilateralmente deciso di diminuire la disponibilità di dosi per questa settimana. Quali sono le misure previste nel piano pandemico europeo in caso di ritardi o di consegne non rispettate da parte delle compagnie farmaceutiche, come nel caso della Pfizer? Sono previste delle sanzioni? Grazie.